Aveva 3 anni la bambina. È morta in questa stanza? Mi puoi dire il nome della bambina per piacere? Si chiamava Elena? Si chiamava Elena la bimba? Sì, l'ha detto e si è illuminato. Come mai Elena? Perché l'ho sentita. Sapete che io posso ascoltarvi? Io vi sento se voi parlate nelle mie orecchie. Comunque siete molto gentili a parlare con noi. Grazie. Grazie. Detto, prego. Ecco perché non voglio che tutti questa parte qua. Ma io la faccio più bella. Possono rimanere qua, Marzia, loro? Certo che possono rimanere. Qui faccio una bella cucina. Vi piace? Con una bella cucina con tanta luce. Voi rimanete qui con me? In buona compagnia, Ma Elena era la figlia di una serva? È morta di polmonite? Bello di tutti. Uomo. Il papà. Tu sei il papà di Elena? Non ho capito, me lo ripeti per favore? Sei il papà di Elena? C'è anche la mamma di Elena qui. La mamma di Elena è morta prima di Elena? Bello perché dice sì e poi si accende, non so se capito cosa. Sì. In contemporanea. È morta di parto la mamma di Elena?
Dopo un sospiro per una donna. È morta di spagnola? Sì. Era giovane, vero? Molto. Cioè lui che sta parlando, ma sta facendo un discorso. Ma lui è padre. In teoria sì. Dovrebbe essere papà, sì. Sei il papà di Elena? Brutta voce, no? Non è più lui. È un'altra voce. È un'altra persona che sta parlando, vero? C'è la contessa che sta parlando. Non l'abbiamo detto prima. Ingegnere, è lei che sta parlando? Non c'è l'ingegnere fra voi? No, può essere che fosse la famiglia, la servitù, non so, il papà faceva il giardiniere, la mamma... Così tanti qua, il piccolino lascia la casa per essere in tanti. Cosa vivevano? Uno qua, uno giù? Sembrerebbe di sì. Sì. Ho detto di sì. Contessa, mi scusi, ma lei può dirmi se io verrò ad abitare qui entro un anno? Non ho capito? Siete contenti che Marcia viene a vivere qui? Posso farvi qualche domanda sul mio futuro? No. Non credo possano dirci quello che vivremo. Speriamo. Voi ci vedete in questo momento? Ci potete dire quanti siamo, per piacere? Vi dava fastidio il sole, vero? Perché ho visto che ha iniziato a interagire molto di più quando non c'era più il sole. Prima entrava il sole da qui, era molta più luce. Adesso c'è... C'è una persona nuova alle mie spalle, chi è? È un uomo? Sì. È un uomo alto? Ha le spalle grandi? È vestito di marrone?
Credo di sì. Ha una giacca marrone? E un cappello adesso in testa? Ho detto bene? Una miseria. Sì, che anche la conferma. Ma Grazie. sorride. Dunque vi ringrazio. Siete stati Grazie. gentilissimi, grazie mille. Possiamo tornare qui una sera a parlare con voi? Mi fa piacere? Io vedo la contessa con la camicia da notte. Giusto? Sì, ha detto sì. Qua. Chi dice che si può vedere la bambina? Scusa, la bambina. Io sto vedendo la bambina in questo momento. Che ha i capelli castani, scuri. Mm? Sì, di nonna. È qui davanti a me. Arriva alla mia, sopra qui, arriva qui, vero? Ha un vestitino bianco, però è sporco. È una piccola bambola in mano. Vero? Adesso è andata via, vero? Io non l'ho visto con la coda dell'occhio. È scappata di qua. Ho visto una cosa nera che passava basso giù di là. È passata di qua adesso. Poi brividi. Sì, sì. Ho visto una cosa nera. Minuti nel mio mondo. Noi vi ringraziamo. Grazie di tutto. Possiamo, se la Marzia ci ospita, ritornare una sera a parlare ancora con voi? Siete gentilissimi. Proprio dire tu. Possiamo ritornare a chiacchierare con voi? Siete arrabbiati? Perché andiamo via? Sì. Ma ritorniamo se ci vuol. Grazie. Ma ritorniamo presto. Ma c'è il mio papà che viene a farvi compagnia. Avete visto il mio papà? Sì. Cioè, vado senza. Grazie.
Ho la sensazione che sono venuti a trovarsi, un po' tutti. Io adesso vi ringrazio. Grazie per le vostre carezze. Ho detto prego. Ho detto prego. Ci mi ha fatto sentire tre disturbi in prego. L'ha detto? Grazie mille, ci vediamo presto. Ci vediamo.